Un saluto a tutti. Siamo l'ompidos a sa puntata di duos de sa trasmissione Noesis Filosofia in Sardu e in sa puntata che nos ha precedito amos dato dei test sa filosofia, de sa naschida de sa filosofia intesa come amore pro sa connoschenzia, ducas comente calchi cosa chi faghet meledare somine a pizzu de sa realidade chi lu circundada, chi lu inghiriat. E amol nadu chi sa filosofia est un'indagine razionale chi si distinghet da su mitu. Su mitu est calchi cosa chi non tenet un'attinenzia razionale con sa realidade, est unu contu. Invece sa filosofia si configura finzas da s'origine come un'indagine razionale a pizzus de sa realidade. Amos dato in sa puntata passata de cussos chi sono sos periodos de sa filosofia. Su primu periodu amos bidu est su periodu de sa filosofia de sa physis, est a narrere sa filosofia de sa natura, e sos primos filosofos sono monistas ca si domandan qual est s'origine de s'universu, de su cosmo, qual est s'origine de sas cosas pro mediu de unu prinzipiu. Amos bidu chi est s'abba po Talete, s'Aperon po Anassimandro e s'aria po Anassimene. Amos bidu finzas cussos chi sono unu pagu sos fisicos pluralistas, sos chi rintraccian in prus prinzipios s'origine de sas cosas, comente Empedocle e Anassagora. Empedocle chi rintracciat s'origine de sas cosas in battor elementos, terra, abba, aria e fogu, e finzas Anassagora chi bidet s'origine, s'archè de totu sas cosas in sos semenes. Ducas amos introduiu finzas sa figura de Socrate. Socrate, appuntu, chi est unu filosofu de importu mannu, unu de sos babbos mannos de sa filosofia de s'antichidade, pades cun Platone e Aristotele, custa triade, custa tripide, podimus narrere, de tres filosofos, chi unu pagu costituini una, personaggios chi han influenzadu finzas sa filosofia posteriore a Pustisi. Socrate amos naradu appuntu chi est unu filosofu chi ha postu sa duda comente prinzipiu de indagine, est a narrere pro mediu de su metodu sou, chi est a narrere su metodu podimus narrere appuntu incentradu supra de sa maieutica e de s'ironia. S'ironia est cussu atteggiamentu de ponnere unu pagu de dudas a s'interlocutore. Sa maieutica est invece cussu atteggiamentu de faghere naschere sa connoschenzia, comente sa mama de Socrate fudi una ostetrica, una allevatrice, e azuaidi sas feminas a faghere partorire sos fizos, sos pizzinnos, gasi Socrate azuat s'interlocutore, azuat sos omines a faghere partorire sa connoschenzia. E issu si servit, amos già nadu, de su dialogu. Su dialogu chi però est una manera de filosofare affidada a s'oralidade, ca Socrate non nos ha lassadu iscrittos. Su discepolu sou, invece, Platone, affidat a sos dialogos iscrittos propriu s'indagine conoscitiva, s'indagine a pizzu de sa connoschenzia, de sa realidade. Duas paraulas supra sa biografia de Platone, sa vida sua. Issu naschet in Atene da una famiglia aristocratica, semus in su 428-27 innantisi de Gesù Cristu, e morit di bezzu, insomma, un'età venerabile de 80 annos in su 347, appunto, innantisi de Gesù Cristu. Ducas est
Partimos proprio da su nomene suo, su nomene beru via da Aristocle e fu di paranumenadu Platone, su paranumene fu di proprio Platone, chi che narra letteralmente da esos scherbeddos ampros, o secondo un'altra versione da esas palas largas, da esos coddos largos. Ducas, questo est su paranumene suo, Platone, chi est cussu prus famadu chi totu connoschimus. Ecco, ma ite narra da Platone, ite selbi sa filosofia secondo issu? Poi issu sa filosofia est sa via chi conduit s'omine singulu propriu e sa comunidade propriu a sa giustizia. Ducas su concettu de giustizia est un concettu centrale appunto in Platone. Infatti vinzas in unu dialogu sou chi est appunto su Critone, in ue faedda de sa morte e de su processu a Socrate, de sa fuida de Socrate, che chiaramente sos discepolus suos ispinghian a povaghere fuire Socrate, ma Socrate ad rinunziato a fuire proprio in nome de sos ideales suos, proprio ca fu di unu filosofu chi ha chilcadu finzas a sa morte, buffande poi sa cicutta, questa pozione avvelenada, e chi l'ha conduido a sa morte. Sa morte de Socrate, duncas, ha colpiu finzas a livello emotivo Platone, ca Platone ha nadu in sostanza chi sa democrazia ateniesa ad fatto questo delitto mannu contra a su pro giusto de sos omines e sta narrere sa occhida de Socrate, sa morte de Socrate. A Socrate chi est stato accusatu de impiedade, de corrompere sa gioventude ateniesa, de corruzione de sa gioventude ateniesa, e ducas custa est sa sorte chi l'est toccada. Sa conca de Platone potet essere considerata una conca poliedrica e universale, chi andat da sa gnosiologia a sa metafisica, da sa religione assetica, da sa pedagogia a sa matematica. Ducas custu incarnat questo aspetto, quindi Platone, su filosofu proprio intentu a sa conoscenza prus ampra, a sa conoscenza chi è una conoscenza globale, universale. Isso est su fondatore dell'Accademia, questa scuola filosofica, organizzata appunto secondo un modello de sas comunidades pitagoricas. Idimos che finzas Platone eredita da su pitagorismu sa maniera appunto de costituzione di scuola, un'iscola appunto a carattere iniziatico, ma vinzas sa teoria, sa dottrina de sa metempsicosi, e sta narrare sa trasmigrazione de sas animas da un corpus, da una carena a un'altra carena, chi est appunto finzas custa un'ereditade pitagorica che vimos in Platone. E Platone proprio su custa ereditade fundat sa dottrina de sas ideas, s'innatismu, e sta narrere che sas ideas sono entidades, e l'ambos a biere, chi esistono indipendentemente, chi esistono appunto a priori, chi esistono appunto sono sempre naschidas, e finza sa teoria de sa reminiscenza, de su torrare a mentare. Lui dimos appustisi questo aspetto. A s'intrada de s'Accademia vivia descritto chi non est matematico non potrebbe entrare, a dimostrazione proprio dell'importanza chi tenia sa matematica in Platone come ente scienza propedeutica a sa filosofia. Duca sa matematica costituisce questo passaggio che nos permette di poi l'ompere a questa che è sa filosofia prus alta, a suo grado massimo. Si scienzia de sas ideas, appunto. Intre sas operas de Platone podimus narrere che Platone est su filosofu de s'antichidade, de su cale non sono abbarradas a tutte sas operas, sono 35 dialogos e 3 litteras, e su grammaticu Trasillo las organizzat in 3 tetralogias, cioè sta a narrere 9 gruppos che contengono ogni gruppo 4 operas, come noi stiamo in noghe a elencare tutte le operas de Platone, però de sicuro è un corpus de opera
de operas di importu mannu. E sos iscritos de Platone si poden parzire in iscritos de su primu periodu, che sono appunto os iscritos de sa gioventude o iscritos socraticos, questa è s'apologia de Socrate, cioè su discorso in difesa de Socrate. Socrate, lamentamos ancora una volta, fu di su maestro de Platone, dunque tutto su periodo, su primo periodo è proprio incentrato sopra la figura de Socrate. Su periodo e duoso comprende de cussos chi benin definidos sos iscritos de sa maturidade e poi beste su periodo e trese inue bisogno sos iscritos de sa ezzese, inue in calchi manera s'ultimu Platone idimos vinzas sa da discostare un pagu da sa dottrina socratica e soprattutto si opera da cussu chi sos istoricos de sa filosofia lo definini su parricidiu de Parmenide. In qualche maniera est a narrare proprio sa differente concezione che Socrate tenia da conforma a Parmenide, che Parmenide fa idea di desessere come ente unico, immutabile, eterno, e quindi ducas sas cosas avoni appunto unicas, essere este unico. Invece Platone fa idea da molteplicitade de sas cosas, ducas abeste unu discostamento da su pensu de Parmenide in questo senso. E poi può acabare con sas operas suas de Platone, bisogna finzas a dottrinas no iscritas, in cui si sviluppa una metafisica di tipo pitagorico. Ducas, questo è un vago dotto sas operas principales chi ammentamos o proprio chi pertoccano a Platone. Amos dato proprio dell'eredità socratica de Platone e della polemica contra sos sofistas. L'eredità socratica è data proprio da questo metodo che è questo dialogico. Poi te serve questo dialogo, poi te si fa da del metodo dialogico. Questo dialogo è un tipo di schire de sabidoria abelta. Su dialogo, a differenza di uno trattato in cui uno scrive e uno deve leggere su che ha descritto un satiro, invece su dialogo implica da vinzas a plus personaggios e ducas a beste una progressione della conoscenza, non è qualcosa di statico sa conoscenza, è qualcosa di dinamico. Sa forma dialogica la molbida in Socrate, la molbida vinzas in Platone, in si scrittura. Ducas affida da Platone in si scrittura su chi Socrate ha nato in soralidade. Ma la dimos vinzas in età moderna con Galileo Galilei, che ha descritto un dialogo sopra sul duo al massimo sistema de su mondo, e sta a narrare sul sistema copernicano e sul sistema aristotelico tolemaico, in ue la dimos avanza da questa chiesta teoria copernicana. Galileo schimò bene che fu di sostenitore di questa teoria copernicana, che narraia in sostanza conforma a questa aristotelico-tolemaica, che via da sa terra a ingriare attundu a su sole, fino a sus altros pianetas, quindi ducas fu di su sostenere da parte di Galileo sa teoria eliocentrica a scapito di questa geocentrica che invece bidia da sa terra a su centro dell'universo. Questo è appunto può sostenere questa teoria, su Mattessi Galileo Galilei si serve di proprio di questa forma dialogica. E in su dialogo di Galileo bisogna tre personaggi, Salviati, Simplicio e Sagredo. Salviati, che rappresenta da, su copernicano convinto, Sagredo, che è una via de mesu, che ilcada de conciliare sa stesis copernicanas con cussas aristotelico-tolemaicas, ma è evidente che parteggia da chi va che sa spaltes di cussa copernicana, e infine beste può venire Simplicio, che invece è appunto su rappresentante dell'aristotelismo. Duncas appustisi può tornare a Platone desa perdita desa guerra di su Peloponneso dai parte de Atene in su battoccento battere innanzi di Gesù Cristo e s'intrinada su iscurigadolzu podimo narrare desedate tesoro de Pericle e s'esperimento fallimentale de sos 30 tirannos
si assiste a una decadenza politica e sociale che culmina da proprio con sa morte de Socrate. Ducasa proprio sa morte de Socrate costituì un passaggio de importo umano finza a po' poso chi pertocca da sa mentalità de Platone. S'eredità socratica in Platone si biede in simpreu de su dialogo amolnadu comente forma de trasmitida de sa conoscenza comente ischire a beltu. Contra su relativismo de sos sofistas invece Platone pensa che si scienzia deppa dare su carattere de s'istabilidade e de sa immutabilidade. Non deppe mudare su sa conoscenza. Camo olbidu che sos sofistas funi fautores de un certo relativismo filosofico, cioè una cosa est differente a seconda de su popolo chi appunto la vaghe de una determinata cosa. In un popolo papare su babbo e sa mamma potete essere una cosa lecita, invece in su popolo ateniese è una cosa turpa, è una cosa che appunto è da esecrare. Ducas abeste proprio questa ereditade da parte de Platone, ma soprattutto su plus che ereditade potremmo narrare de critica contra a sos sofistas e a su relativismo. Sa conoscenza molnadu po Platone deve tenere su carattere de sa immutabilidade, deve essere qualche cosa che non muda, e questa immutabilidade è costituita la mosabiere tra pago proprio da su mondo de sas ideas. Venimus proprio a sa dottrina de sas ideas. Sa dottrina de sas ideas est una dottrina originale, ducas tutto su primo periodo est imperniatu sopra sa figura de Socrate. Ecco che in questo secondo periodo Platone, con sa dottrina de sas ideas, incomincia a delineare una dottrina originale che est sa sua e ben rammentato soprattutto su po' gusto. Sinnada appunto su comenzu de sa fase 2 de speculazione filosofica de Platone e costituì una dottrina noa conforma a cussa de su maestru Socrate. Ma ite sono queste ideas de sas cales fai da Platone? Sono entidades perfettas, non mudano, esistono pro conto issoro, comente usia si narrat in grecu, e sta narrare sustanzia, realitate autonoma. Sa sustanzia est su chi sta sutta, substanzia in latino. Sas ideas si agattano in s'iperuraniu, che è un luogo supra de su chelu, una zona senadrettu e immateriale des'essere. S'iperuraniu da calincuno beni di vinzas assimilato a s'imperiu de Dante Alighieri, ducas est una regione de su chelu in ue appunto istana sas ideas. Sas cosas de su mundu ite sono copias o imitazioni imperfettas de sas ideas che invece sono perfettas. Ducas sas cosas de su mundu sono proprio dotadas de imperfezione, sono imperfettas, sas ideas invece sono perfettas. Sas cosas de su mundu sono sa copia imperfetta de sas ideas perfettas. In questo senso, in Platone si può dare de una prospettiva dualistica che ha bisogno dual grados de conoscenza, sas ideas che sono dominio de scienzia e sas cosas invece che sono dominio de s'opinione. Pare de intendere vinzas Parmenide quando vai da de mundu de sa veridade, lammentamus aletheia, che narra in greco veridade, e mundu de s'opinione, sa doxa. Commente essere de Parmenide, s'idea platonica non mudata, est eterna e immutabile. Non mudata appunto, est eterna e perfetta. Beste un rapporto finzas intre sas ideas e sas cosas. Ca sas cosas istrocchen sas ideas, ducas beste un rapporto su chi Platone narrat de mimesi che narrare imitazione, che narrare istrocchire appunto sas ideas, sas cosas imperfettas, sono copias imperfettas appunto de sas ideas che sono perfettas, che sono dotadas de perfezione.
Su secondo rapporto este cussu de mettessi, est a narrere chi sas cosas partecipano des'essenza de sas ideas, e narimos su terzu rapportu, su rapporto 3, est costituidu da sa parusia, est a narrere chi sas ideas sono presentes in sas cosas. Ducas mimesi, mettessi e parusia pertoccano proprio questo rapporto chi beste intre sas ideas e sas cosas. E in questo costituit proprio su dualismo platonicu, ideas e cosas. Sas cosas di su mundu, sas ideas non poden abbarrare sena sas cosas e sas cosas non poden abbarrare sena sas ideas. S'idea de su bene est s'idea a su massimu livellu, a su massimu gradu, est s'idea de sas ideas, de sa cale totu sas atteras derivan. Su bene non produit sas ideas però, proite sas ideas sono eternas, ma si limitat a comunicare a issas sa perfezione sua. Una volta che est stata sviluppata da Platone sa teoria de sas ideas, issu passat a teorizzare sa teoria de s'ammentu. Est a narrere sa teoria de s'anamnesi o reminiscenza, est prus connoschida a gasi in sos manuales de s'iscola. E si ispira da sa teoria de s'ammentu, inoghe amus già nadu s'eredidade appunto orfico-pitagorica, a questa dottrina orfico-pitagorica de sa metempsicosi est a narrere sa trasmigrazione de sas animas da una carena a s'attera. E una volta in su mundu s'anima conservat un ammentu mesu drommidu non galu graru de su chiabidu. Ducas a connoschere, po Platone, est ammentare. S'anima est immortale. Ducas a custa de Platone est una forma de innatismu. Ducas a connoschere est ammentare, finzas a unu chi non ischidi bene, chi est a digiunu de su teorema de Pitagora, un iscrau, unu chi appunto non ischi quasi nudda, si postu in sa condizione de ammentare, bimbattede con s'arresonu, ma soprattutto su bimbattede ca tenet già in maniera innata questa nozione chi sono appunto calchi cosa de chi b'è sempre istadu in s'anima de customine chi non ischi nudda. Però si zuttu a ammentare est in grado de poter ammentare, de poter narrare appunto finza su teorema de Pitagora. Un altro argomento di su quale va da Platone, proprio a dimostrazione che è un filosofo poliedrico, che si è occupato de medas argumentos, est s'amore e sa bellesa. Queste tematiche sono trattate in due opere, su Simposiu e su Vedro. In sa prima opera Platone faedda de Seros, mentre in sa seconda partis s'anima in anima razionale, concupiscibile, irascibile o corazzosa. S'anima razionale tenet comente virtude sa sapienzia, s'anima concupiscibile, cussa chi est suggetta a sos sensos, a sos disizos, podimus narrere, tenet comente virtude sa temperanzia, sa moderazione, e infine s'anima irascibile o corazzosa tenet appunto comente virtude su corazzu. Un altro elemento di importu mannu in su pensu de Platone est costituito da sa politica. Soprattutto leamus in consideru un'opera che est sa Repubblica, e proprio in sa Repubblica Platone prospetta da s'istadu ideale, una comunidade perfetta che est regida da sos filosofos, e questa comunidade deve essere ispirata a sa giustizia, che est sa condizione de fundamentu de sa naschida e de sa vida de s'istadu. Ducas a questa comunidade ideale chi est fundata super sa giustizia. Ducas a custu est unu pagu s'essenza de su pensu politicu de Platone. S'istadu depet essere parzidu in tres classes, secondo issu, e costituidas a custas tres classes proprio sa prima da sos governantes, chi depen tenere comente virtude sa sapienzia, e ducas a custos governantes depen essere sos filosofos, sa duos
de classe appunto che scussa de sol guerrerisi chi de sos chi gherran appunto e come in virtute dependenne su coraggio. E infine se sos traballadores o produttores chi dependenne come in virtute sa temperanza. Il vero che sa temperanza, nara Platone, deve essere una virtute comune a tutte e tre sas classes, però in maniera particolare deve essere una caratteristica, una virtute che appartiene a sos traballadores o produttores. Duca sa prospettiva politica de Platone este amolnadu una prospettiva aristocratica, il suo tutto este figlio de aristocratico, se tenne una concezione aristocratica desa politica, solo sul filosofo, sul mezzus, podene governare esi Statu. O puru, se faghimus un parallelismo con s'attualità, podiamo narrare, come abbiamo già narrato, finzas chi sul filosofo in sa politica ha bisogno di pro filosofo, chi deve in qualche maniera guiare sa politica, proprio persone che fanno politica in maniera disinteressata, posa comunità, posa collettività. E dunque sa comunità platonica è proprio prospettata come una comunità perfetta, una comunità che cerca di accontentare e di essere una comunità che dà su benessere a tutta la collettività. E la società prospettata da Platone può essere appunto considerata in questo senso una forma di società comunista, difatti si propaga in maniera che il Stato funzioni bene e poi isso utilizza appunto l'eliminazione della proprietà privata e la comunanza dei sol benes pro sas classes plus altas però, dunque sino che questa è una forma mista di aristocraticismo, di aristocrazia e finza di comunismo. Casas classes plus altas appunto possono gozare dei sol benes, di questo benes postos in comune. Dunque, sul governantes filosofos depen avere domos piticas e depen papare mandicu simple. In questo consiste proprio la comunità ideale di Platone, un comunista ante litteram podimo narrare, finza sì, issu este su carattere aristocratico in no che si bie tutto, este contra sa forma democratica, difatti sa democrazia secondo Platone este una forma degenerativa desi Statu. Chi governa non deve dare famiglia e sal femminas a gozare di una parità completa conforma a sos homines, dunque sa parità entre uomine e femminas. In questa frase, in questa concezione, di sicuro bisogna elementos positivos in Platone, che hanno influenzato finza a su pensu appustisi, sos pensadores che poi sono venutos appustisi. Questa de Platone, ducas est una forma de aristocrazia de sos filosofos, che est sa forma fisiologica de governo, ma isso elenca da finzas battoro possibiles degenerazione, come abbiamo nato. E difatti si Stato può degenerare in timocrazia, e sta a narrare un governo fondato sopra desonore, in s'oligarchia, che è un governo de pagos fondato sopra su censu, oligos, che era narrare in greco pagos appunto, sa democrazia, amos già nato, che sta a narrare che sono cittadinos in sostanza vaghen su chi cherene, ducas finza sa eccessiva libertà che si dà sul cittadino da Platone benibita proprio come una forma degenerativa di Stato. E infine sa tirannia che è una forma di dispotismo, dei tirannidi appunto, sa tirannia. Serrato un vago su discorso politico, in questa sede è chiaro che non facciamo un approfondimento umano, casi non è meda pesante finza commente a resono, che il caso de dare un vago in pimpirias, in pagas paraulas, un vago questa che è la concezione filosofica di tutto questo filosofo che stiamo passando in rassegna in questa spuntadas. E un altro elemento di importo umano della filosofia platonica è vinzasa s'ambito chi pertocca da sa gnosiologia e sta a narrare sa conoscenza, sa parte della filosofia che studia sa conoscenza. E isso Platone identifica
duos grados de conoscenza. Isso distingue intre conoscenza sensibile e conoscenza razionale o scientifica. Sa conoscenza sensibile est s'ispirigu de su mundu chi mudat, ducas est doxa, est opinione. Inoghe pare de intendere finzas Parmenide questa distinzione intre aletheia, sa veridade, sa doxa, s'opinione. Ducas Platone narat chi sa conoscenza sensibile est s'ispirigu de su mundu chi mudat, de sas cosas chi mudan, chi divenini. E si parzit sa conoscenza sensibile in congettura o immaginazione, sa chi in greco si narat eikasia, est a narrere sas impressiones superficiales de sas cosas, e poi su creinzu, come si narat in italiano credenza, pistis in greco. Est a narrere sa percezione clara de sas cosas. Duncas sa congettura e su creinzu, est a narrere sa eikasia e sa pistis, abbarran in s'ambitu de sa conoscenza sensibile. Poi b'est un atteru gradu, o mezzus atteru duos grados de conoscenza. Ultres a sa conoscenza sensibile b'est sa conoscenza razionale o scientifica chi si parzit in atteru duos grados. Sa conoscenza razionale est s'ispirigu de su mundu chi non mudat, appuntu, e ducas est su mundu de sas ideas. Questa conoscenza razionale o scientifica si parzit in resone matematica, dianoia, come si narat in greco, chi at comente oggettu sas ideas matematicas, questa dimostrazione proprio de comente in Platone sa matematica tenet un'importanza manna, pur si non est sa conoscenza pro antonomasia, non est su massimu gradu de conoscenza, ma est, narimos, una conoscenza propedeutica a sa filosofia verdadera. E a pustis de sa resone matematica, pro acabare, tenimus s'intelligenzia filosofica, sa noesis, appunto, come su nomene de su programma nostru, chi configurat, appunto, chi at comente oggettu sas ideas valores, su bene, sa bellesa, sa giustizia, eccetera, e chi at proprio po oggettu sas ideas a su massimu livellu, sas ideas valores, appunto. Un'altra cosa da ammentare in Platone è proprio po' afforziare un pagu sa dottrina sua de sa conoscenza, sa dottrina appunto gnosiologica, est su mitu de sa grutta, mito della caverna, come si narat in sul manuale di storia de sa filosofia. Questa grutta, in ue bisogno appunto iscraos in cadenas, chi biene umbras e statuettas che sono proiettadas in sa pinna de su muru de sa grutta. Sos presoneris pensan chi custa est sa realidade verdadera. Duncas custas statuettas che sono proiettadas in su muru de sa grutta, secondo custos iscraos incadenados, in cadenas, pensan chi custa sia proprio sa realidade verdadera. Ma se un iscrau resessit a si liberare da sas cadenas e a sire fora de sa grutta, iscoberrede chi sa realidade verdadera non è scussa intro de sa grutta, ma è scussa chi beste in foras de sa grutta. Si torrat in sa grutta a contare a sos cumpanzos suos ite abidu in fora, sos iscraos non li creen, li naran chi tenet issus os ojos guastos e luocchini. E custa est sa matessi sorte chi est toccada a Socrate quando l'han bocchidu, appunto, quando l'hanno chidu proprio faghindeli buffare sa cicutta. Duncas a fora de metafora, ite cheret narrere custu mitu de sa grutta, cheret narrere chi quando uno andat a contemplare su mundu beru chi è scussu de sas ideas e andat a manifestare, a narrere a sos omines e a sos profanos ite abiu cal est sa realidade verdadera, sos omines non li creen, ca sono azzegados appunto da s'ignoranzia e lu occhini e lu deridene, lu lean in giru in calchi maniera.
E ducas custa est sa matessi sorte chi est toccada a Socrate. Ducas, fora de metafora, custu est unu pagu su significu de su mitu de sa grutta. Pro accabare, ducas sa figura de Platone est una figura de importu mannu in su pensu de s'antichidade, una de sas figuras de prus interessu. Est craru chi finzas cosas medas de narrere de Platone, di ad esser bistadu bellu a affrontare calincuna opera, finzas a commentare calchi cosa de sos testos de Platone. Biu è consideratu chi est s'unicu filosofu de s'antichidade chi nos at lassadu medas testimonias, però est craru chi narimus, chilcamus de faghere in unu tempus meda breve, meda piticcu, cussas chi sono proprio sas cosas de fundamentu. Ammentamus finzas su mitu de Atlantide, chi est un'opera contennida in su Timeo, in su Grizia, inue si faeddat de cust'isula ultres sas colonnas de Ercole, est a narrere calincunu las at identificadas cun su istrettu de Gibilterra, questa porzione appunto de mare chi collegat su Mediterraneo con s'Oceano Atlanticu. E beste finzas unu libru de su giornalista Sergio Frau de medas annos a como chi at sustenidu chi invece Atlantide fut sa Sardigna. Ducas sono custas teorias chi ancora non si schimmeda supra custa isula famada chi est isprufundada, chi non b'est prusu a su centru de su mare. Ducas Platone at rivestidu unu fascinu mannu po sos pensadores appunto contemporaneos, ma finzas pro noisi de siguru su pensu platonicu costituidi un'ereditade manna de approfondire e de assaporare. Grazie a totus e a sa prossima puntata de Noesis. Adioso.